Entusiasmo ritrovato in trasferta, adesso la continuità che può essere agevolata dal proprio pubblico per tornare in alto. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Pro Falcone. Siamo nella 20ª giornata del girone B di promozione siciliana a Villarosa. Settimana scorsa un 5-2 che ha fatto rinascere un po' tutti in casa Geraci, la vittoria in 6 gol di Serio e anche quello di Velardi, tornato dall'infortunio ma che ancora non ha i 90 minuti sulle gambe. Oggi arriva la Pro Falcone, penultima in classifica, costretta a giocarsi una salvezza impronosticabile al momento, dato che i giallorossi l'anno scorso hanno perso la finale playoff di girone e allo stato attuale c'è tanto equilibrio nella parte bassa di classifica. Le due formazioni Geraci in completo rosso-blu e pantaloncini blu scuri, il 3-5-2 di Gaetano Mirto, Petruzzi in porta che sostituisce lo squalificato Demiere. In difesa ci sono Chiazzese, Niassi e la mattina a centrocampo Cigno, Gonzales, Villar, Serio e Coco. In attacco la coppia formata da Marrone e Ferrera. Risponde la Pro Falcone con il 4-1-4-1 di Giuseppe Alizzi, ben fatta in porta Mendolia, Chiofalo, Russo e Maisano in difesa, Bucolo in mediana, Alessandro Di Stefano, Calabrese e Mosca dietro l'unica punta recupero. L'arbitro della partita è Rosario Pavano di Enna, assistito da Sebastiano Grasso e Aldo Dell'Aria di Acireale. Del tempo qui a Geraci, sicuro quasi tutto pronto per iniziare questa sfida. Tantissime assenze in casa Pro Falcone, la prima su tutte quella di Biagio Carini per diffida, squalificato anche Pino che ha rimediato un'espulsione contro il Lascari Cefalù. L'ultima partita giocata dalla Pro Falcone persa per 4-2 in casa, proprio i 2 gol della Pro Falcone nel secondo tempo a giochi già fatti realizzati da Carini. Manca anche uno come Francesco Danna in mediana, soltanto per fare qualche nome, ma la lista continua con Imbesi, Scardino, Cannizio, Sottile per fare qualche altro nome. Invece il Geraci oggi deve fare a meno di Demiere, così come a Villarosa, lui che fu espulso al 90° contro l'Aspra. Assente anche Valor, infatti gioca Cigno oggi sulla fascia di sinistra. Tutti comodi, inizia Geraci Pro Falcone con il primo pallone gestito dalla squadra di Mirto. Pallone di Rosario Chiazzese, la gira subito dalle parti di Gonzales, una delle novità di formazione in casa Geraci. Lui ha riposato a Villarosa per via di un piccolo problema fisico. Oltre a lui i nuovi sono Coco, che torna titolare dopo 5 partite, e poi la seconda partita da titolare per Ferrera, mentre una Pro Falcone rimaneggiata presenta 5 volti nuovi, con l'utilizzo di Andrea Calabrese, classe 2004, a centrocampo. Villar, lancio lungo verso Marrone,
c'è però il fallo in attacco ai danni di Maisano ed è punizione per la Pro con la battuta affidata a Salvatore Benfatta. Si va dall'altro lato, dalle parti di Daniel Recupero, arrivato a stagione in corso dal Rocca Acquedolcese, attaccante particolarmente da attenzionare per quanto riguarda la squadra di Alizzi, mentre dall'altro lato c'è Mirko Marrone, uno dei giocatori migliori del girone B di promozione siciliana, proprio qui cerca di prendere il possesso del pallone perché ha realizzato 16 gol in campionato, così come Gioacchino Serio. Ieri li ha raggiunti Santo Salerno, cima alla classifica della torneo, il girone B di promozione. Salerno che segnò nell'anticipo della sua Castelluccese contro il Gioiosa, perso però 2-1, il gol che non è servito a nulla per continuare la rimonta, mentre oggi si gioca il resto del programma in campo Aspra Villarosa alle 15, così come ovviamente Geraci Pro Falcone. Si gioca anche a Mistretta con Mistretta Super Giovane Castelbuono, Gorgonia Delia Città di Casteldaccia, infine Ascari Cefalù San Fratello riposa la Sant'Angiolese. Una partita di campionato questa qui per il Geraci che consentirebbe in caso di vittoria ai ragazzi di Mirto di andare a 44 punti. Ovviamente c'è da vedere anche il distacco al termine dei 90 minuti con la Super Giovane Castelbuono al secondo posto a 34 punti, più indietro l'Aspra 32. Entrambe queste due squadre hanno una partita sulla carta facile, di più l'Aspra in casa contro il Villarosa, leggermente meno per la Super Giovane a Mistretta. Il passaggio di Bucolo dalle parti di Andrea Calabrese, nuovamente Bucolo, Alessandro prova a girare il pallone là per Falcone, il recupero del Geraci che cerca di andare, cerca di servire Marrone, tanti rimpalli, il passaggio di Cocco, Serio prova a mettere in movimento Marrone, deve rincorrere la sfera prima che esca fuori la finta ai danni di Chiofalo, ancora Marrone, il cross provato, calcio d'angolo, c'è stata la deviazione e si andrà alla battuta con il solito Gioacchino Serio, tornato il gol a Villarosa, non segnava da 5 partite con la maglia del Geraci, incluse le gare di Coppa. Doppietta con il suo solito gol dalla distanza. Serio in mezzo, primo palo, il pallone scorre, c'è il gol da parte di Chiazzese che si è inserito e ha messo dentro il pallone dell'1-0 per il Geraci. Il gol di Chiazzese, il primo della sua stagione. La capolista è avanti.
partita che potrebbe mettersi in discesa con un gol arrivato praticamente all'alba della partita in sé, tenendo conto anche delle assenze in casa Pro Falcone. Intanto clamoroso a Misilmeri, Villarosa avanti contro l'Aspra, il gol di Mardi. Aspra 0, Villarosa 1. Russo in profondità da Matteo Alessandro, giro del pallone in zone pericolose del campo, la Pro, lancio lungo di Maisano, la sponda di Alessandro, il colpo di prima da parte di Stefano, possesso che però si perde. Chiaccese, il capitano del Geraci, Serio lo lascia passare verso Gonzales, dall'altro lato il cross, ci mette anche la testa Gioacchino Mendolia in fallo laterale. Mendolia che ha compiuto proprio ieri 19 anni, classe 2004, occhio all'aggancio di Coco in piena area di rigore, e lui ha da affiancare Marrone nel tandem d'attacco. Sta giocando Ferrera a sinistra, Cigno a destra. Marrone si prende il tocco avversario, l'ultimo, che decreta la rimessa laterale. Marrone a trattenuta per la maglia di Mendolia. Si riprende a giocare da una punizione per la Pro. Russo, mezzo al campo da Bucolo. Abbastanza libero Di Stefano. Si muove, recupero sulla fascia. Passaggio per Alessandro. Visto recupero, ma anticipato dagli avversari. Chiaccese, solita salita. Passaggio per Ferrera, che va avanti. Coco dal limite allarga. Marrone sterzata fino in fondo, mette in mezzo, tocco dietro, Ferrera tira storto. Il pallone non finisce in fallo laterale perché viene recuperato di nuovo per un nuovo cross. Villar dalla distanza attraversa rete. C'è il gol, convalidato il gol a Villar. Magia dell'argentino, raddoppio del Geraci dopo 10 minuti. Franco Villar, secondo gol consecutivo dopo quello di Villarosa. Il Geraci è già avanti di 2. È il quarto gol in campionato per Franco Villar. Pro Falcone già in difficoltà per quanto riguarda il risultato. Non è un momento semplice perché
La squadra di Alizzi viene da 8 risultati consecutivi senza vittoria. C'è anche la capolista da affrontare. Nel frattempo l'Aspra sta perdendo 2-0 serio. Rovesciata debole sul palo. Il pallone si è appoggiato, poi raccolto da Benfatta. Dicevamo il raddoppio del Villarosa a Misilmeri contro l'Aspra, il gol di Zongotinga. Un paradosso tra Geraci e Aspra. Capolista avanti 2-0, Aspra sotto 2-0. Rimessa laterale per la Pro, la battuta affidata ad Antonio Mosca. Recuperò. La pressione serio. In mezzo al campo, lancio lungo verso Marrone. Lo va a disturbare Chiofalo. Marrone si accentra, calcia Marrone! 3-0 in 13 minuti. Geraci che esagera. Il gol anche da parte di Mirko Marrone. Partita che sembra essere chiusa. E Marrone ne mette a segno un altro nel proprio campionato, numero 22 in stagione. Sono 17 in campionato per l'ex Gangi. Praticamente 3 tiri in porta, 3 gol. Di Stefano, colpo di testa di Cigno. Nel frattempo è passata avanti la super giovane Castelbuono a Mistretta. 1-0 al Lentini. Qui al Santissima Trinità siamo già sul 3-0. Tentativo da fuori provato da Alessandro. Passato in vantaggio anche il Città di Casteldaccia a Delia contro la Gorgonia. Anche questo risultato un po' a sorpresa. Casteldaccia tra le ultime in classifica al momento. Colpo di testa all'indietro di Maisano per Benfatta. Occhio alla finta di Russo. Alla fine va a spazzare il pallone nella panchina della propria squadra. C'erano tante aspettative sulla Pro Falcone ad inizio stagione, tant'è che la prima partita stagionale fu in Coppa al primo turno d'andata contro la Nuova Azzurra, vinta 6-1. Ci fu anche la prima vittoria alla prima giornata in campionato contro il Città di Casteldaccia, un 3-1 in casa. E poi l'avanzamento in Coppa vincendo nuovamente contro la Nuova Azzurra per 2-0, dopodiché il peggiore periodo della stagione con tanti risultati senza vittoria fino ad arrivare all'11ª giornata in cui in 10 minuti anche lì ci fu un 3-0 sul San Fratello, poi il San Fratello segnò per il definitivo 3-1. Oggi la Pro ha subito un 3-0 in 10 minuti contro la capolista con tante assenze e praticamente contro il Città di Casteldaccia e contro il San Fratello sono arrivate le uniche 2 vittorie della Pro in questo campionato. Saliamo appunto a 4 considerando quelle del primo turno di Coppa.
tanti problemi lungo la stagione con diversi infortunati, con l'obiettivo stagionale che è cambiato, non è più quello dei playoff ma è quello della salvezza, in cui sono coinvolte squadre come Mistretta, Villarosa, Città di Casteldaccia e San Fratello, tutte a pochissimi punti di distanza. Il campionato ancora deve avere, dal punto di vista di risultati, l'ultima fase, quella decisiva che stabilirà le retrocessioni e anche i salti di categoria. E attualmente a Pro Falcone, con i risultati che stanno maturando, ovviamente il pomeriggio è ancora lungo, si ritroverebbe abbastanza in basso assieme alla Mistretta a 16 punti. Salirebbero Villarosa e Città di Casteldaccia, date le vittorie esterne in entrambi i casi contro Aspra e Gorgonia Delia. Sale la Pro Falcone, pallone in mezzo, colpo di testa, Matteo Alessandro sulla traversa, occasione per Alessandro vicino al gol del 3-1, l'opportunità per il classe 2001. Mendolia, dietro il cross di Maisano, secondo palla a cercare recupero, ma c'è la protezione di La Mattina. All'improvviso un lampo della Pro con la traversa di testa colpita da Alessandro. Da subire 3 gol in 10 minuti, ad avere la prima occasione da gol colpendo una traversa. Forse questo qui potrebbe essere un momento difficile paradossalmente per il Geraci, perché al 19esimo, quasi 20esimo, si trova avanti 3-0 e a questo punto deve pensare anche a difendersi, perché i cali di concentrazione possono arrivare in maniera più facile e nel caso di rilassamento. Pareggiato la Gorgonia Delia, il gol di Gracci, 1-1 con il Città di Casteldaccia. Marrone, posizione regolare, mette giù, cerca il cross, ma anche probabilmente il braccio di Maisano. Chiazzese verso Serio, fuori gioco stavolta dell'ex Parmonval. Riprende a far girare il pallone la Pro Falcone, subito recuperato da Serio, che si prende il calcio di punizione. Adesso al 99,9% Serio proverà la conclusione in porta, assegnato su punizione, dicevamo, a Villarosa. Doppietta lì come in altre 4 partite lungo la sua stagione. È sempre un duello con Marrone nel chi fa più gol. Marrone è salito a 17 dopo il gol di oggi. Adesso toccherebbe a Serio contro la barriera 3. Serio verso la porta, pallone che finisce fuori. Conclusione anche bassa, quella di Serio. Di solito quando sbaglia calcia oltre alla traversa. Di Stefano lascia passare verso Mendolia, subisce un colpo grosso a giudicare
dal suo grido. Il fallo subito da Gioacchino Mendolia, terzino classe 2004, tornato titolare dopo 3 partite, ha dovuto scontare una squalifica perché è stato espulso nel pareggio contro il Mistretta per 1-1. Nel frattempo ha accorciato l'Aspra il gol di D'Agostino contro il Villarosa. Bella partita a Misilmeri a questo punto. Lì 3 gol in 20 minuti, ma da parte di entrambe le squadre. Qui a Geraci sicuro 3 gol in 10 minuti solo del Geraci. Ma con una traversa colpita dalla Pro Falcone. Gonzales, pallone lungo per Coco, oggi schierato attaccante centrale assieme a Marrone. Marrone verso la fascia di sinistra, dall'altro lato Coco che in genere fa l'esterno. Ha pareggiato l'Aspra 2-2, il gol di Azzara un minuto dopo rispetto a quello di D'Agostino, pardon. Aspra 2, Mistretta 2 dopo 20 minuti. Villarosa che è stato capace di segnare 2 gol anche al Geraci. Geraci che invece nella prima parte di stagione non ha avuto praticamente problemi, registrando la miglior striscia di risultati. Poi è arrivato il pareggio contro la RSC Riposto in Coppa ai quarti di ritorno, che ha decretato l'eliminazione della squadra madonita dalla competizione, eliminazione diretta di categoria. Da lì è iniziato un piccolo momento negativo con la sconfitta di Mistretta, poi cancellata dal 4-1 al Gioiosa qui al Santissima Trinità. Dopo quella partita però ci fu un'altra sconfitta, forse ancora più pesante perché si trattava del derby contro il Lascari Cefalù al Santa Barbara. Finì 2-1 il pareggio con l'Aspra di settimana scorsa, con un secondo tempo di sofferenza. Tra l'altro entrambe le squadre hanno terminato la propria partita in 10. Per questo Demiere nel Geraci deve ancora scontare la squalifica. Sono state date 2 giornate al portiere di solito titolare del Geraci e poi il 5-2 di Villarosa della settimana scorsa. Alessandro, serie di palleggi, contrasto con Gnasi che ha la meglio. Lamentava il fallo Alessandro. Spostato di più verso il centro dell'attacco della Pro, con recupero che invece si è spostato sull'esterno di sinistra. Eccolo qui, Matteo Alessandro che sbaglia il filtrante dritto per dritto dalle parti di Mendolia. Rimessa per la Pro con la battuta affidata a Giuseppe Maisano.
Giocatore di esperienza, alla terza stagione in totale con la maglia della Pro, la seconda consecutiva, arrivato l'anno scorso dalla Parentesi al Milazzo, sempre in promozione. A Milazzo tra l'altro lui ha giocato anche nella vecchia Lega Pro, ma poco, nella stagione 2012-2013, 3 presenze tra campionato e Coppa. Serio, sul sinistro c'è il pallone, non riesce però a sfondare, ci pensa in qualche modo la mattina a portarselo avanti, ma è difficile in quel caso. Alessandro, ben marcato da Baccarini, che la va a servire subito a Villar. Chiazzese, Gonzales, gira palla il Geraci, in una maniera molto tranquilla, consapevole del risultato. Serio passaggio di Rabona verso Marrone, ha illuminato un po' una partita che ha un risultato quasi scritto e neanche con l'intenzione di andare a 1000 per la squadra madonita. Recupero, c'è l'intervento su Alessandro, colpo di testa dietro di Chiofalo per arrivare a Benfatta. Calabrese, contro Serio, alzata da parte di Mosca, ma niente da fare per la Pro con la rimessa a favore del Geraci. L'assenza di Carini si fa sentire, perché ha fatto 9 gol in stagione, di cui 8 in campionato. Marrone dall'altro lato, Gonzales potente, ben fatta, risponde al centrocampista argentino. Ma non si vede. Un po' di spazio per la Pro, recupero contro Cigno, non passa. Si è fatto notare Salvatore Benfatta tra i pali della Pro Falcone. Alla fine il tiro di Gonzales è stato per lo più centrale. Potente sì, ma abbastanza leggibile per il classe 99. Partono le prime indicazioni dalla panchina, intanto c'è il tiro di Chiazzese. Controllato da Benfatta. Indicazioni dalla panchina da parte di Gaetano Mirto, l'allenatore del Geraci, che comunque preferisce sempre attenzionare i dettagli anche quando si è avanti sul risultato di 3-0.
cerca gli scambi rapidi, la Pro ci riesce adesso con recupero liscio da parte di Cigno nel levarla via. Cross in mezzo, colpo di testa di Chiazzese, arriva dalle retrovie Maisano oltre l'incrocio, ma non è andato lontano nel centrare la porta. Buona l'occasione per Giuseppe Maisano. Marrone, serio, nuovamente da Villar. Dei suoi 4 gol, quello di oggi è stato il primo in casa su azione, perché aveva già segnato su calcio di rigore contro la super giovane Castelbuono in quel 6-0. Marrone, Villar, Gonzales sbaglia il passaggio, allora recupero, potrebbe andare avanti contro praticamente tutta la difesa del Geraci a risolvere lo stesso Gonzales, che copre il proprio errore di qualche secondo prima. Serio, fino in fondo riesce nel cross, colpo di testa di Russo, fa ripartire l'azione, recupero. E Pro Falcone che ha modo di tenere un po' il pallone. Alessandro, decisamente colui che ci sta provando di più dalla parte dei giallorossi, si va a prendere questo calcio di punizione. C'è già un cambio per la Pro, esce Di Stefano, al suo posto Virgilia, elemento di esperienza, entrato nel finale della partita contro il Lascari Cefalu. Adesso si va a fare 2/3 di match al posto di Di Stefano. Intanto l'Aspra ha compiuto la rimonta, il gol di Barbera 3-2 contro il Villarosa alla mezz'ora. Conclusione di Russo subito dopo aver battuto il calcio di punizione. Occhio che la Pro Falcone in panchina ha a disposizione altri 2 cambi, date le tantissime assenze. È entrato Virgilia, a disposizione il secondo portiere Bregu e Paratore, pallone allargato dalle parti di Ferrera direttamente in mezzo dall'altro lato verso la zona di Bartolo Cocco. È stato fischiato un fuorigioco per il classe 2006 nativo di Geraci Siculo. Ci sono poche idee per i giallorossi. Si punta molto spesso alla profondità attaccata da Matteo Alessandro. Gonzales,
Ancora impreciso, stavolta troppo lungo il passaggio. Prima era stato troppo corto. Sì, da Rosario Chiazzese, colui che oggi si è giunto alla classifica marcatori del Geraci. Geraci qui non si capisce. Rimessa per la Pro. Russo. Ancora Mariano Russo. L'attacco di Marrone su Maisano. Scambio che non c'è con Alessandro, ma è sempre rimessa laterale. Mendolia di testa, fuori. Rimessa ancora per la Pro, c'è stato un tocco avversario. Mendolia contro due avversari riesce ad ottenere il varco per passarla. Virgilia, il nuovo entrato. Marrone si la cava, ci si mette in mezzo anche Villar. Coco, serio, gira tutto. La mattina contrastato da un paio di avversari. Si va a prendere comunque il calcio di punizione. Poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo. 3-0 Geraci, gol di Chiazzese, Villar e Marrone. Proprio lui a girare il pallone dalle parti di Gonzales. Adesso serio, attaccato da Carmelo Pucolo. Chiazzese sempre libera per poter avanzare la sua zona. Su un'intesa qui per il Geraci. Recupero, aveva effettuato un grande aggancio. Adesso Marrone, dietro Villar largo dalle parti di Ferrera. Cross, secondo palo, serio, aggancio volante quasi riuscito per il fantasista del Geraci. L'attacco di Cigno su Alessandro, rischiato fallo. Era a centrocampo, via agganciato. Bucolo cerca soluzioni, si affida comodamente a Calabrese. Pallone preciso per Maisano, non c'è lo scambio con Mendolia. Il Geraci mette fuori. Intanto ha pareggiato il Mistretta contro la super giovane Castelbuono.
Intanto la Pro Falcone ha il possesso di palla per poco, perché Serio recupera e fa correre il Geraci. Marrone a piccoli passi per Serio, ben fatta in due tempi la parata. Un po' troppo sul portiere questo pallone. Dicevamo del pareggio della Mistretta contro la Super Giovane, realizzato da Provenzale, che ha risposto al momentaneo vantaggio di Rosone. Virgilia, morbido dove non c'è nessuno, molto probabilmente non ci sarà alcun minuto di recupero, forse uno assai, ma il risultato parla già da sé. Chiazzese, il pallone era indirizzato verso Marrone, che aveva chiamato un fallo, non c'è stato secondo l'arbitro. Ha rimontato la Gorgogna Delia contro il Città di Casteldazza, doppietta del capitano Graci. Sospiro di sollievo per la Gorgogna davanti al proprio pubblico. Addirittura Agnasi ritorna da Petruzzi, che oggi può godersi altri 90 minuti. Lui che giocherà oggi, ovviamente il resto della partita, salvo cambiamenti da parte di Mirto. C'è Keita in panchina, che non ha disputato ancora un minuto in stagione. Ha giocato a Villarosa perché Lemiere era già con la squalifica addosso e ha avuto anche l'opportunità in Coppa. Finisce il primo tempo 3-0 per il Geraci, i gol segnati da Chiazzese, Villar e Marrone. Poi c'è stata una traversa colpita da Alessandro, lato Pro Falcone, che ha messo un po' preoccupazione a Petruzzi. Pro Falcone che poi ha avuto una chance con Maisano dalla lunga distanza a sfiorare l'incrocio dei pali, con il pallone che è uscito verso l'esterno. Geraci che ha fatto le prove delle 4-0 sia con Gonzales e con Serio. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Geraci Pro Falcone. E Don Carlo Misilmeri recuperano la partita in programma per la 21esima giornata del girone A del campionato di eccellenza, partita rinviata di 3 giorni a causa delle condizioni non ottimali sia a livello meteo che a livello di terreno di gioco, e allora il generale Gaeta si riempie per questo big match che potrebbe restituire la testa della classifica ai padroni di casa oppure rianimare
i sogni di promozione degli uomini guidati da Mister Aroni, che partono subito forte col tentativo dopo 90 secondi di Lucera, tentativo che si spegne direttamente tra le braccia del portiere. Risponde subito Lenna dopo 5 minuti con questa azione sulla sinistra, orchestrata in particolare da Arcidiacono, che arriva sul fondo. Questo tiro cross che viene deviato in calcio d'angolo è il preludio al gol che sblocca la partita. Angolo dalla destra di Caronia, pallone che rimane in aria e poi finisce sui piedi di Zappalà, che dopo 6 minuti porta in vantaggio Lenna. Esplode il generale Gaeta, la zampata vincente del difensore di Mister Strano, che dopo poco più di 6 giri di lancette porta in vantaggio la sua squadra. Prova a rispondere la Don Carlo Misilmeri, qui l'errore nel rinvio consegna di fatto il pallone ancora sui piedi di Lucera, che si defila, calcia questa volta col sinistro, la palla si perde sopra la traversa, poi torna a farsi vedere in zona offensiva Lenna con questa palla che arriva al limite dell'area di rigore. C'è questo cross che arriva per la testa di Agudiacco, parata facile per Simone Marino. Al 26esimo palla recuperata da Caronia, forse con un fallo su Pellegrino. L'azione prosegue con Arcidiacono che imbecca al centro area Cocimano, intervento straordinario di Giuliano a togliere praticamente il tiro. Ma passiamo al 38esimo, calcio di punizione battuto corto da Concialdi per Mendola, tiro deviato e corretto in rete da Simone Giuliano, che si bissa, si ripete dopo il gol realizzato all'andata con la splendida rovesciata al 97esimo che regalò in quel caso il pareggio alla Don Carlo Misilmeri. Anche in questo caso è il gol che vale l'1-1, ma la gioia non durerà molto, perché 5 minuti dopo, sugli sviluppi di questa azione sulla destra, c'è un cross messo al centro, contatto dubbio in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi, invece concede calcio di rigore e a pochi secondi dalla fine del primo tempo Angelo Caronia si presenta dal dischetto, la rincorsa felpata e poi il destro secco che batte Marino, e proprio allo scadere del 45esimo arriva il gol che cambia nuovamente il punteggio. Siamo sul 2-1 in favore dell'Enna, che chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa prova a farsi viva la Don Carlo Misilmeri, che getta nella mischia l'artiglieria pesante. Qui uno dei nuovi entrati, ovvero sia il giovane Lo Gerfo, che non impegna più di tanto il portiere avversario. Qui azione alla mano, come di consueto, di grande tecnica da parte dell'Enna, con la palla che arriva sul fondo dalla destra per il colpo di testa messo fuori, che in realtà non trova nessuna deviazione, è decisamente più pericoloso. Qui è Biccio Arcidiacono che impegna severamente Marino ad una grande parata per negare il 3-1 all'Enna. Enna che poi insiste con questa nuova offensiva, conclusione che si perde fuori a pochi centimetri dalla porta di Marino. Poi c'è questo calcio di punizione nelle battute finali della partita, con la conclusione con Marino che deve esibirsi in una parata straordinaria. Probabilmente la palla, almeno secondo i giocatori dell'Enna, era entrata, ma non serve, perché l'Enna dopo questa punizione sente i 3 fischi, vede arrivare un'altra vittoria che consente di riportare i gialloverdi in testa alla classifica, scavalcando nuovamente l'Akragas. Buonasera a tutti e bentrovati oggi per la 6ª giornata conclusiva di questo campionato del 17 girone A. Oggi vedremo sfidarsi Cus Palermo, primo in classifica, favorita del girone, contro Polisportiva Gonzaga, un campo in condizioni veramente ottimali. Occhio qui, attenzione, perché la palla in qualche modo arriva nell'area piccola del Cus, traiettoria ad entrare, prova il cross sul secondo palo e c'è il gol del Cus, 1-0, completamente dimenticato Piazza, che non ci pensa 2 volte a colpire al volo. Adesso ci prova in qualche modo anche la Polisportiva con il suo destro, con le giocate in avanti. Occhio perché riesce a girarsi in qualche modo. Si è provato Marco Rosato, comincia a distribuire la barriera di salvo, tutto pronto. Allora si può battere, prova il calcio di punizione che poi non si abbassa. Sempre il Cus con questo pallone largo, ancora una volta a cercare il suo numero 10, a cercare Messina, che poi in qualche modo riesce. Salta anche il secondo, Messina prova la parata e poi attenzione in conclusione davanti la porta. Ancora una volta
con il numero 3 Maniscalco che va a sfruttare e prendere campo. Occhio il pallone giocato a conclusione di Ramacca che non trova veramente per centimetri la porta. Allargato sulla fascia, prova ancora una volta un'azione di offensiva qui Gonzaga. Qui un match fantastico, quello disputato dal numero 6. Occhio il pallone giocato dentro e qui la tiene addirittura, una grandissima parata. E allora ci prova con questo cross, azione quasi rugbistica. Occhio, la palla rimane lì, doppio contrasto, poi salvata sulla linea. Vedo veramente una super partita qui. Occhio al Cus perché viene invogliata al tiro, ci ha provato con il numero 7. Gioca il pallone dietro, ancora Randazzo, prova un cross interessante, qui c'è la girata alla traversa da parte del Cus, una giocata fantastica, un colpo di testa e riparte così il Gonzaga. Il pallone giocato dentro, ancora una volta l'1-2 che si chiude, occhio alla conclusione, c'è la parata 2 volte, si salva ancora una volta. Occhio, il pallone giocato dentro, il palo e poi la conclusione deviata. C'è stato un tocco forse proprio di Di Salvo. Sta dando tutto per la sua squadra, sicuramente il capitano. E qui però è costretto a farsi saltare. Il pallone giocato lì ancora. Miracolosa la parata di Lorello. Adesso riparte subito il Cus in contropiede. Sono passati 5 passaggi per arrivare lì. Occhio ancora, prende il fondo il cross e c'è la rete del Cus, è tutto regolare. Ha segnato il neoentrato Ruvolo con il numero 18. Sono tutti a festeggiare. Questo calciando battuto troppo stretto, poi occhio perché la palla viene ciabattata inizialmente, poi di Giovanni la fa girare quanto basta ma non riesce. È proprio Piazzese che cerca di metterla giù, ci riesce con uno stop in velocità. Piazzese entra dentro, salta tutti, il pallone e l'assist per il gol, il grandissimo gol del 3-0 proprio del Cus. C'è l'esultanza. Ok, il pallone gioca ancora una volta e trova il gol, incredibile, su un pallone che sembrava innocuo ha trovato il gol del 3-1 il Gonzaga. Al fischietto in bocca e su questo rilancio allora termina il match. 2 minuti e qualcosa di recupero, finisce così 3-1. Una volta facevano fresco li mangiano. Non a mangiare strano, uso di fieno una parte di fieno e di
I secondi 45 minuti di Geraci Pro Falcone sono iniziati sul 3-0 per i Madoniti, gol di Chiaccese, Villar e Marrone nel giro di 10 minuti. Hanno messo al tappeto la formazione giallorossa, che oggi è abbastanza rimaneggiata per tante assenze, tra tutti quelle di Carini, il bomber dei giallorossi, ma anche quella di Francesco Danna in mediana. Facciamo un recap delle due formazioni, con il Geraci in campo con il 3-5-2, Petruzzi in porta, Chiaccese, Gnassi e Cigno in difesa, la mattina Gonzales, Villar, Serio e Ferrera in attacco, la coppia formata da Marrone e Coco. Pro Falcone invece in maglia giallorossa con il 4-1-4-1 di Giuseppe Alizzi, para ben fatta. In difesa ci sono Mendolia, Chiofalo, Russo e Maisano, al centrocampo Bucolo e al centro sugli esterni Alessandro e Mosca, in mezzo Virgilia, che ha preso il posto di Di Stefano assieme a Calabrese, la punta e recupero, che si è alternato spesso in quella posizione assieme ad Alessandro, colui che è stato più pericoloso lato Pro Falcone. Ha colpito una traversa in seguito ai 3 gol del Geraci, occasione anche per Maisano, che ha puntato il primo palo con il pallone verso l'incrocio dei pali, ma è uscita fuori quella traiettoria. Negli altri campi si stanno giocando ovviamente anche lì i secondi tempi. 3-2 dell'Aspra sul Villarosa, 1-1 tra Mistretta e Supergiovane Castelbuono, Gorgonia Delia avanti 2-1 sulla città di Casteldaccio, ancora 0-0 tra Lascari Cefalo e San Fratello. Ieri la vittoria del Gioiosa nell'anticipo contro la Castelluccese 2-1, mentre a riposare è la Sant'Angiolese. Vedremo un po' che secondo tempo sarà, anche se non ci sono tante opzioni a cui pensare. Il Geraci o attacca o gira il pallone, come in questo caso Pro Falcone, che ha già esaurito un cambio, quello appunto di Virgilia per Di Stefano, ma anche la panchina non parla tanto, perché a disposizione di Alizzi ci sono soltanto Paratore e il secondo portiere Bregu, quindi anche l'ipotesi di cambiare quasi mezza squadra da parte di Alizzi può essere esclusa. Qui ben fatta non ha mantenuto il pallone in campo in occasione della presa, e allora calcio d'angolo per il Geraci, un tentativo da parte di Serio nel primo tempo assieme a Gonzales, dopo sempre i 3 gol fatti dalla squadra di casa. Marrone va a commettere fallo qui ai danni di Giuseppe Maisano. Sarà calcio di punizione per la Pro. Alla fine il Falcone non ha rischiato nulla qui. La punizione affidata a Russo e il Geraci, che gestisce facendo partire tutto da Villar, oggi che ha segnato il gol del 2-0 momentaneo, il secondo consecutivo, che segnò anche a Villarosa.
ci sta un po' prendendo gusto dopo essere approdato in Italia dall'Argentina. È salito a 4 in campionato il mediano del Geraci. Franco Villar, classe 98. Gnassi disturbato dall'attacco della Pro Falcone. Puoi seguire tutti i recupero. Prova opaca, quella dell'ex Rocca Acquadolcese. Come un po' quella di tutta la sua squadra. Serio con Russo in pressing. Pallone largo, passa per Marrone, mette in mezzo, dall'altro lato lento il tiro d'esterno provato dalla Mattina, praticamente non è andato nessuno a recuperare e la Mattina comodissimo ad aspettare il pallone per calciare. Dai, paga! Gnassi, Coco va dietro. Gioco abbastanza calmo quello del Geraci. Record di gol fatti all'interno di una partita sono 6. Ma oggi è stato un po' diverso perché i 3 gol sono arrivati nell'arco di 10 minuti, quindi praticamente subito. Partita praticamente quasi chiusa, anche togliendo il quasi, nel giro di pochissimo. Verosimilmente sarà così fino alla fine. Nel frattempo la panchina del Geraci ha iniziato il proprio riscaldamento. È un'ipotesi abbastanza presumibile quella di far giocare tanti elementi che hanno disputato pochi minuti nell'arco della stagione, per esempio Pisacreta, tra l'altro oggi riposa Albanese, il terzino destro, che è stato quasi sempre titolare, oggi alla seconda panchina in campionato. E tra le riserve c'è anche Alessandro Lepre, arrivato dalla Castelluccese, ufficializzato ieri, ma già al debutto contro l'Aspra 2 settimane fa. Ha giocato da titolare a Villarosa, oggi nuovamente in panchina, più che difensore, elemento di esperienza. Ha giocato contro il Geraci quest'anno con la maglia della Castelluccese, titolare sia all'andata che al ritorno nei 16esimi di Coppa. Poi nella gara di campionato, in quel 2-4 del Bearzot, è stato sostituito all'intervallo perché nella difesa della Castelluccese era un titolare fisso, è rimasto svincolato a dicembre e il Geraci l'ha preso in questo mese di febbraio. Tra l'altro cresciuto nel Catania ed è anche un ex Primavera Juventus.
Nonostante tutto, la Pro Falcone ci prova. Pallone mantenuto in campo molto bene con il tacco da recupero. Ma gli spazi sono pochi per poter sfondare. Bucolo, Mendoglia disturbato, è stato commesso fallo. E allora punizione, ci sarà Virgilia a battere. Nel frattempo si sta preparando Velardi del Geraci ad entrare. Si sta riprendendo piano piano da un infortunio. Rimediato nella trasferta di Mistretta. A Villarosa è entrato dalla panchina, ha segnato un ipotetico prossimo gol del Geraci questo pomeriggio. Potrebbe essere realizzato esattamente da Velardi. Giustamente non è centrato nulla con i 3 gol fatti in 10 minuti da parte del Geraci. Vuole mettere la propria firma in questo pomeriggio. Esce Ferrera, al suo posto entra Velardi. Non cambia nulla dal punto di vista tattico. Uscito nella classe 2002, che ha affiancato Marrone oggi. È entrato Claudio Velardi, che va a rincorrere il primo pallone che va a vedere in campo. Poi si va a fare male Alessandro in questo contrasto. Virgilia, Alessandro verso il fondo, cerca il cross, raso terra, non guadagna nemmeno l'angolo il giocatore della Pro. Rimessa dal fondo per Petruzzi. Geraci che ha a disposizione, come detto, Keita, Lepre e Pisacreta assieme ad Albanesi, Saidi, Konate, Galletto e Speranza. Lato Pro Falcone sono sempre disponibili Bregu per la porta e Paratore. Velardi, posizione regolare, cerca di mettere in mezzo dalle parti di Marrone, cross basso respinto, recuperato prima dell'uscita fuori del pallone da parte della Pro, che forse un po' con la testa penserà a quando dovrà ospitare l'Aspra nella prossima giornata, altro impegno abbastanza difficile con quella che è attualmente la squadra seconda in classifica, dato che sta battendo momentaneamente il Villarosa e la Super Giovane sta pareggiando a Mistretta. Invece il Geraci andrà a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello. Serio, sinistra da fuori, ben fatta in angolo. Soluzione rasoterra, quella adoperata da Gioacchino Serio. Altra parata di ben fatta.
Serio basso. Gonzales nuovamente da Serio, cambia tutto nelle parti di Gnassi. Nuovo cross, Gonzales in fuorigioco. E si dispera dopo aver trovato il gol, ma era già tutto fermo. Nuovo cambio nel Geraci. Entra Albanese al posto di Coco. Secondo cambio per Mirto, con l'ingresso in campo di Albanese al posto di Coco. Serio si allunga verso l'esterno, mette dentro, spazza via Mariano Russo, rischiando assai. Sicuramente consapevole il centrale della Pro. Serio, cross a levar via i giallorossi, sempre con Russo, si cerca Serio, fuori gioco. Maisano verso Bucolo, si torna dietro. Serio ferma il recupero di Virgilia, poi Villar si rifugia in difesa. Oggi alla Santissima Trinità non il solito pubblico, dato che siamo in periodo di carnevale, ci sono le sfilate nei vari paesi del Borgo delle Madonie. Serio, morbido, con la testa di Russo, Albanese, Chiazzese, Velardi in mezzo a due, ha controllato con la mano. E calcio di punizione per la Pro Falcone. Fermato Virgilia. Io non lo so. Vai Claudio, e ci manchi. Marrone contro Russo, la meglio calcia Marrone, pallone che finisce fuori vicino al primo palo. Farebbe piacere sicuramente alla Pro segnare almeno un gol qui alla Santissima Trinità dopo lo shock iniziale. Serio, fuori. Il suo tipo di conclusioni. Marrone, intervento di recupero e falloso. Ne vuole due, ben fatta
Ci sono recupero e Alessandro pronti eventualmente a ripartire in contropiede, anche se evitare Serio non è per niente facile. Serio è un cross profondo, troppo lungo. Su schema io tu dico, allora questo è schema numero 3. In teoria mi ha trattato voi. Il problema è che si confondere, Giacomo chiamava te, io mi chiamavo voi, però e peggioravo uno e si confondere, va? Giacomo, la colpa è sempre tua. Ultimi 25 minuti abbondanti di gara. Una partita abbastanza scorrevole anche a livello di falli in mezzo al campo. Vai Peruzzi! Ah, Notri, veloce! Vai Jack, quando è segnatelo! Che sei un tenista soccuso con me. Eh sì, largo da Chiazzese. Gonzales di prima, VR assieme a Marrone, Gonzales in profondità da Velardi, anticipato da Chiofalo in calcio d'angolo. Mario, su bello accostato quando a Germania! No, ma potevo lasciare come tanto che mi hai spalato! Va Gonzales in mezzo, si cerca il colpo sul primo palo da parte di Lamattina. Ci sarà un altro angolo. Angolo! Isola sta palla! Destra! Ancora Gonzales in mezzo, secondo palo anche questa volta. Viene calciata lunga, Russo tocca il pallone, tentativo di finta, poi il pallone esce, non si può far più nulla. Terzo angolo consecutivo, Serio, ben fatta, mette dentro Chiazzese e in fuorigioco si alza la bandierina dell'assistente. Aveva realizzato una doppietta Chiazzese prima della segnalazione del fuorigioco. Respinta strana quella di Benfatta. Intanto c'è il 4-2 dell'Aspra, il gol di Azzara, doppietta contro il Villarosa. Signor Tappetà! Bravo Arsen, bravo! Mosca deve rimontare, ma c'è la pressione di Villar. Ancora Mosca mette fuori Velardi. Anticipato Virgilia. Serio, cerchio di centrocampo, tanto spazio a disposizione, largo da Gonzales, ha davanti il portiere sul primo palo, Marrone! Il gol del 4-0 di Mirko Marrone, doppietta personale. Geraci che rende ampio sempre di più questo risultato. Vai che la Pepino manca! Capo palloniere, Pippo Marrone! Vai Marrone, a
23 in stagione, 18 in campionato. Questa è la sua prima doppietta in campionato, paradossalmente, perché poi è andato per la tripletta 2 volte. Al momento è la seconda doppietta stagionale, perché la prima la realizzò in Coppa contro la Super Giovane Castelbuono nel primo turno di ritorno. Nel frattempo il Lascari Cefalù ha appena segnato il secondo gol contro il San Fratello, 2-0, la rete segnata da Mocciarò. E qui intanto il pubblico della Santissima Trinità chiede a Gonzales di segnare, che ancora non ha trovato nemmeno una rete l'argentino, nonostante diversi tentativi nell'arco della stagione. Oggi ci sta provando particolarmente, perché il risultato, la partita in sé lo permette. Velardi fermato, rischia Mosca, si porta il pallone in avanti, poi la va a servire nella zona di Maisano, che è disturbatissimo dal sole, tant'è che gestisce il pallone palla al piede con la mano a coprire il viso per farsi ombra. Pronto nel frattempo un cambio per il Geraci, sarà il terzo. All'8. Vai con l'8. Vogliamo l'8. Vai ragazzi. Giro palla assolutamente senza l'intenzione di attaccare per il Geraci. C'è Conate pronto a bordo campo ad entrare, vedremo un po' chi uscirà. Si potrebbe pensare a Marrone, dati anche i suoi 2 gol realizzati oggi consecutivi, perché ha realizzato il 3-0 e poi il 4-0. Calcio da fuori Velardi sul fondo. Si va col cambio adesso. Entra Conate, a uscire proprio Marrone. Dentro Sheikh Yusuf Konate. Da diversi anni ormai con la maglia del Geraci. Cercato recupero, Niassi a avere l'incertezza assieme a Cigno, il pallone rimbalza su tutti e due, non viene controllato per un attimo. L'attacco di recupero
in agguato. Petrucci spazza fuori. Gonzales a fermare tutto contro la gestione di Calabrese. Calcio di punizione per la Pro. Va Bucolo, abbastanza corta la soluzione di Carmelo Bucolo, serio, lunghissimo verso Velardi, ben fatta con i piedi, corto da Chiofalo. Molto bene Bucolo nel preservare il pallone, scambia con Virgilia. Alessandro si gira, adesso ha lo sguardo verso la porta, ma deve giocare tutto su Mendolia. Il recupero di Konaté appena entrato. Sale Albanese, Velardi, si ferma, il campo è finito, rientra a superare Chiofalo. Velardi, ben fatta, vuole il gol Claudio Velardi. Entrato dalla panchina, cerca sempre di mettere in difficoltà Salvatore Benfatta. Cambio nella Pro Falcone, c'è Paratore pronto ad entrare, esce Calabrese. Pro Falcone, che è portiere escluso, ha esaurito i cambi. Sia Virgilia che Paratore sono entrati. Alessandro mantiene il pallone in campo, ma per gli avversari poi lo va a recuperare, non supera Villar, che ha la maglietta trattenuta dallo stesso Alessandro. Villar ha leggermente la peggio nel contrasto. Serio, cross da fermo, tacco a levar via, ci pensa Bucolo a recuperare, si affida a Maisano. Chiofalo, Virgilia fermato da Konaté. C'è Pisacreta pronto ad entrare nel Geraci. Che adesso il cambio alla posto di La Mattina. Esce l'ex Pornonval, questo spazio all'argentino. Vai trova! Ultimi 10 da giocare. Praticamente la Pro Falcone non ha combinato nulla in questo secondo tempo. Dalle parti di Petrucci, il Geraci ad aver
alzato addirittura i ritmi Velardi in fuorigioco. Oltre la linea dei difensori, Velardi pallone recuperato da Pisacreta, che va a sfidare in questo modo Mendolia. Possesso perso dal Geraci. Mosca sul cerchio di centrocampo da Bucolo. Vergila la lascia passare per Mendolia, si ritorna da Maisano. Tutto di prima, va a recuperare Chiaccese, a lanciare Velardi contro Russo, che appoggia di testa a Benfatta. Recupero si propone in profondità. Il pallone viene girato poco dai centrocampisti della Pro. Eccolo qui, recupero, lamenta un colpo al viso, conquista la punizione vicino al limite dell'area di rigore, fallo di Ignasi. E questa potrebbe essere un'opportunità per i giallorossi di Alizzi. Nel frattempo si è alzato Bregu, il secondo portiere della Pro Falcone. Chissà se potrebbe esserci un cambio del portiere con Benfatta. C'è un piccolo problema: Bregu non ha la maglia da portiere ma ha la maglia da giocatore di movimento, la numero 15. Intanto la barriera del Geraci è composta da 5 giocatori. C'è la battuta sulla traversa di Bucolo. Petruzzi para secondo legno della Pro Falcone oggi. Dopo la traversa di Alessandro nel primo tempo, la traversa di Bucolo su punizione. Su 3 tiri dei giallorossi, 2 sono state le traverse. Altro lampo inaspettato. E qui sale anche una leggera sfortuna per i ragazzi di Alizzi. Ignasi, attaccato da Recupero, che non si stanca di correre. Villar, palla al piede, Velardi sterza. Conate, Albanese, serio? C'è l'imbucata, Albanese mette sul secondo palo, addirittura a sfiorare la traversa, pardon, era Pisacreta. Esce serio, cambio nel Geraci, al suo posto Speranza. Nessun gol oggi per Gioacchino Serio. Spazio per l'ex leonfortese Ettore Speranza. Ultimi 5 minuti per lui.
E attenzione perché è entrato anche Bregu, quello che in teoria è il secondo portiere della Pro Falcone, sta giocando in attacco. È entrato al posto di Alessandro. Classe 2002, Ledion Bregu, solitamente portiere, oggi attaccante per questi ultimi 5 minuti. Pisa Creta in fuorigioco. Sembrava tutto finito per quanto riguarda i cambi della Pro Falcone. Alla fine Alizzi ha scelto di far entrare anche Bregu. Alla fine il cambio con Benfatta poteva risultare poco sensato, dato che un paio di parate le ha fatte, quindi non c'era assolutamente motivo di cambiare Benfatta. Più che altro c'è stata l'esigenza di inserire forze fresche per quelle che possono essere efficienti in uno 0-4 negli ultimi 5 minuti. Pallone verso proprio Bregu, servito da Paratore. Azione che si è spenta subito per la Pro. Gli scambi rapidi del Geraci invece con il passaggio da parte di Albanese. Dall'altro lato speranza per Velardi che stava per superare Benfatta. Non ci è riuscito però. Grande Giovanni! 5-2 dell'Aspra nel frattempo. Ha segnato Palazzo. Aspra 5, Villarosa 2. Mentre dagli altri campi nessuna novità. Sempre 1-1 tra Mistretta e Supergiovane Castelbuono. Il Lascari Cefalù vince 2-0 contro il San Fratello. Vince anche la Gorgogna Delia 2-1 sulla città di Casteldaccia. Speranza, pallone per Velardi dal limite, trova subito il muro giallo-rosso. Ultimo minuto ormai da giocare. Vogliamo il quinto! Con il Geraci che si va a prendere un'altra vittoria del proprio campionato, la seconda consecutiva, cosa che non accadeva dalle partite contro Sant'Angelese e Gorgogna Delia, praticamente prima della fine del girone d'andata. Prossima sfida a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello, domenica prossima alle ore 15, mentre per la Pro Falcone questa qui è la partita numero 9 senza vincere di fila. Sarà altrettanto difficile la sfida contro l'Aspra allo Stefano Salmeri di Falcone nel Messinese. Nulla da fare per Paratore, pallone spazzato più lontano possibile. Russo appoggia dietro a Benfatta. Arbitro che ha il fischietto in bocca, manda le squadre negli spogliatoi. Ufficiale il 4-0 del Geraci sulla Pro Falcone, doppietta di Marrone dopo i gol segnati da Chiazzese
e VR Geraci che sale a 44 punti in classifica ed elimina un altro avversario nel proprio percorso verso il ritorno in eccellenza. Pro Falcone che vivrà un periodo abbastanza difficile con grandi avversari in una lotta a salvezza che si cerca di vincere, ma sono diverse le pretendenti a restare in promozione. E adesso sentiamo un po' l'atmosfera qui alla Santissima Trinità, come i tifosi vanno ad accogliere la squadra sotto la tribuna. Geraci 4, Pro Falcone 0. La Pro Falcone rimane a 16 punti nel bel mezzo della zona calda della classifica. È tutto dalla Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.